Fratelli e sorelle, buonasera. Come vorrei una chiesa povera e per i poveri. In questo mondo della globalizzazione siamo caduti nella globalizzazione dell'indifferenza. Non più gli uni contro gli altri, non più, mai. Non più la guerra, non più la guerra. La Chiesa ha bisogno del vostro coraggio. Il cardinale entra nella Chiesa di Roma. Fratelli, non entra in una corte. Costruire la pace è difficile, ma vivere senza pace è un tormento. È giunta l'ora di costruire insieme l'Europa che ruota non intorno all'economia, ma intorno alla sacralità della persona umana. Conserverò sempre nel cuore il ricordo della festosa accoglienza da parte delle folle. Ho incoraggiato il dialogo interreligioso, ho ricordato che occorre proteggere le famiglie dalle nuove colonizzazioni ideologiche. La corruzione spuzza e la società corrotta spuzza. Los gobernantes han de hacer todo lo posible a fin de que todos puedan tener la mínima base material y espiritual, techo, trabajo, tierra, libertad de espíritu. Questo giubileo è un momento privilegiato perché la Chiesa impari a scegliere unicamente ciò che a Dio piace di più, perdonare i suoi figli, aver misericordia di loro. È stata una conversazione di fratelli che parlano ma con tutta libertà. Io sentivo una gioia interiore, che era proprio del Signore, no? L'unità si fa camminando. Come uomini di fede desideriamo unire le vostre voci per parlare apertamente a nome vostro. La via della croce è l'unica che sconfigge il peccato, il male e la morte,
Chi la percorre semina speranza. Anche si chiude la Porta Santa, rimane sempre spalancata per noi la vera porta della misericordia, che è il cuore di Cristo. Una società senza madri sarebbe una società senza pietà. Il pericolo di oggi, una globalizzazione nella uniformità. La vera unità si fa nella diversità. Nei poveri si manifesta la presenza di Gesù, sono loro il nostro passaporto per il paradiso. I Rohingya, non ricordo cosa ho detto, so che a un certo punto ho chiesto perdono. Nel momento io piangevo. Dinanzi al tuo supremo amore ci pervada la vergogna per averti lasciato solo a soffrire per i nostri peccati. Vogliamo dare voce a chi non ha voce, a chi può solo inghiottire lacrime, perché il Medio Oriente oggi piange. L'accordo è un processo da anni, un dialogo fra la Commissione Vaticana e la Commissione cinese per sistemare la nomina dei vescovi. Faccia tosta. A tutti voi che avete partecipato a questo camminare insieme, dico grazie. Non c'è alternativa. O costruiremo insieme l'avvenire o non ci sarà futuro. L'obiettivo della Chiesa sarà quello di ascoltare, tutelare, proteggere e curare i minori abusati, sfruttati e dimenticati, ovunque essi siano. Preghiamo per chiedere la grazia di saper ascoltare il grido dei poveri e il grido di speranza della Chiesa. L'uso delle armi nucleari è immorale e non solo l'uso, anche il possesso, perché la pazzia di uno può distruggere l'umanità. Da settimane sembra che sia scesa la sera
Fitte tenebre si sono addensate sulle nostre piazze, strade e città. Ci siamo resi conto di trovarci sulla stessa barca, tutti fragili e disorientati, ma nello stesso tempo importanti e necessari. La preghiera e il servizio silenzioso sono le nostre armi vincenti. In questi giorni ascoltiamo le notizie di tante defunti, uomini, donne che muoiono soli, senza poter congedarsi dai suoi cari. Pensiamo a loro e preghiamo per loro. Prego a tutti di cercare una soluzione per tutti, vaccini per tutti, al primo posto i più vulnerabili e bisognosi. Riaffermiamo la nostra convinzione che la fraternità è più forte del fratricidio, che la speranza è più forte della morte, che la pace è più forte della guerra. Ci uniamo in preghiera con tutti i santuari sparsi per il mondo, per affidare nelle mani della nostra Madre Santa l'umanità intera, duramente provata da questo periodo di pandemia. Meno armi e più cibo. Meno ipocrisia e più trasparenza, più vaccini distribuiti equamente e meno fucili venduti sprovvedutamente. Il Mediterraneo sta diventando un freddo cimitero senza lapidi. Fermiamo questo naufragio di civiltà. Consacriamo al tuo cuore immacolato noi stessi, la Chiesa e l'umanità intera, e in modo speciale la Russia e l'Ucraina. Provvedi al mondo la pace. Questi bambini sono dovuti fuggire e arrivare a una terra strana. Questo è uno dei frutti della guerra. Caminar juntos, rezar juntos, trabajar juntos para que los sufrimientos del pasado dejen el lugar a un futuro de justicia, de sanación y de reconciliación. Il pensiero va spontaneamente al carissimo Papa Emerito Benedetto XVI. Ricordiamo la sua persona così nobile, così gentile. Non perdete mai la speranza e non si perda l'occasione di costruire la pace.